finalmente ora stanno dicendo stanno acquistando gas liquido dall'America, dal presidente Bidet e dai suoi parenti, la sua famiglia che hanno le aziende del gas liquido. E questo chi? Di Maio, il Fuco Di Maio che praticamente non essendo esperiente come parassita e rascapignate come quelli di una volta, uso come icono Craxi, no? Quelli di una volta, quando facevano le magagne, capivano che è arrivato a un certo punto, perché dice, non è che ci potemmo rubare un pane da vucca al popolo per comprarci noi il SUV o il piano artico. Non si può fare, perché? Perché sennò poi un popolo si unghia i coglioni e ne taglia i coglioni, capito? C'è una cosa e poi moriamo dissanguati, no? Capito? Cioè, non è il problema della perdita della virilità, è che poi muoiono dissanguati, no? E mentre Di Maio questa cosa non la capisce. Di Maio si è venduto all'America, ha venduto all'America per la sua generazione futura che secondo lui si godrà le ricchezze che gli sta dando Biden, non lo so, Bidet, scusate. Mi piace molto Bidet perché è molto imbalsamato, di ceramica, porcellana, cioè li rendi porcellana bianchi come un bidet, capito? Cioè, poi ci sta preciso, poi è giarno merdichiato come un bidet e Sgarbi lo chiama l'imbalsamato perché è tutto plastificato, no? Capelli finti, tutto finto, è tutto, c'è solo l'interno, la putrefazione interna originale, il bidet, diciamo, presidente, che ha le aziende liquide del gas liquido che sta vendendo a Di Maio e ha fatto i contratti. No, io è un mese che lo dico, però nessuno qua, boh, non lo so, ma nemmeno in Italia non c'è, come si dice, non c'è informazione, perché su tutto venduto, sono tutti venduti all'America, ma là, caro, ma scusa, ma secondo voi i Maneskin perché sono il numero uno in America? C'è America, cosa vuol pigliare l'Europa? Chiuso. Cioè non è che Putin sarebbe stata la nostra salvezza, però siccome siete tutto cogliona che venite a pressa i fuchi, ca gela, si stanno, no, Riccheno già si Riccheno, stanno comprando piani artici, villini, cioè mutui che si stanno cattando i magazzini perché c'è la crisi, le persone che stanno fallendo, si stanno vendendo tutto cosa mischina per mangiare e attualmente, come si dice, attualmente chi è che è prosperoso è il politico a gela si stanno cattando, si stanno facendo in generazione futura e chissà come mai. Infatti, ad esempio, quando ad esempio chiamavo Ufuku l'orefice, guarda caso, questa è una coincidenza. Coincidenza, hanno assunto i precari del consorzio bonifico, non c'era Vereso Soro. Coincidenza, assunto a tempo indeterminato, 2000 euro in Robin Hood c'ave sta persona. Ecco, allora ragazzi, ora quindi voi, a voi la scelta, rimanere i coglioni che siete oppure a settembre facciamo qualcosa perché è inevitabile, cioè quando tu al popolo gli levi il pane dalla bocca, è chiaro quello che succederà, non è che è una cosa matematica, cioè solo un fuoco, solo un coglione non la può capire, capito? Perché è talmente ingordo e entusiasta, cioè no, entusiasta, come si dice? Ansioso di arricchirsi già con la predisposizione di rendere ricchi, di continuare ad essere ricchi le generazioni future, capito? Cioè qua non si tratta di sistemazioni per generazioni, perché i miliardi non ci possono dare, perché sennò ingagliano, no? Cioè se io vedo una decima milione di euro o 100 milioni di euro a Di Maio per fare se vincere l'Italia, non si può fare perché ingagliano i sordi, non ho capito? Quindi ci sono accordi intrallazzi che si fanno che durano 10, 20, 30 anni, capito? Cioè, fino a quando poi viene integrato nella massoneria, se si comporta bene e se è soprattutto fuoco, perché c'è tutto lì. Quindi, ragazzi, niente, cioè, io vi vorrei mandare a fare in culo, però cioè, sempre fino a un certo punto, capisci? Fino a un certo punto, perché a settembre succederà qualche cosa.
E quindi non lo so, tenetevi pronti, cioè, capito? Ci sarà qualche elezione improvvisa ci sarà. Sì, parlo, no, che parlo di violenza, io no, no, per carità, perché io sono per la pace. Infatti ora Di Maio che vogliono incrementare le armi, che dice che ci dobbiamo, io non vedo l'ora che ci forniscono le armi anche a noi, così andiamo a combattere per la pace, per salvare il culo a Di Maio. Capisci? Cioè, io non vedo l'ora, non vedo l'ora che mi armano, mi basta il Garand, quello vecchio, quello antico dei militari, a me a chi mi basta, di ma, e basta come tu di mano però, se no la cosa si finisce subito, cioè, comunque, a voi la linea studio e ragazzi, noi qui siamo pronti per la guerra per la pace, siamo pronti a combattere in prima linea per la nostra patria. Io il primo mi sacrificherò per Mattarello, per Draghi e andrò a combattere il nemico, il cattivo Putin, andrò a combattere per difendere Bidet. Bidet, l'imbalsamato di porcellana che fete, non dico come a merda perché non cioè, che c'ha la putrefazione dentro, come una putrefazione, fete. E basta, è tutto lì. Boh, penso, ho l'impressione che sono stato un po' lunghetto, dovevo durare un minuto, però, vabbè, però io, sì, Eaculux precox, però poi, come si dice, si ricomincia, capito? Si ricomincia, se uno insiste, dura ancora, ancora, e poi la seconda, la terza, su più lungo, anche perché profilicare dopo la terza, diciamo, eiaculazione, no? Cioè, l'ova e gli spermatozoi sono nuovi, freschi, capito? Sono freschi e quindi è bello vivo, tanto, oltre, diciamo, capito? Quindi è meglio dopo, profilicare dopo, è meglio profilicare con calma, non subito. Con calma, a settembre ne vedremo. Ciao ragazzi e un saluto soprattutto ai fuochi. Ai fuochi perché fuochi e musumecio, mm, diciamo, stavo dicendo farete la stessa fine, ma non so come fuochi e musumecio, sì, dai, farete la stessa fine, bellissima fine, cioè, sarà bellissima, va, sarà bellissima. Insomma, a voi la linea studio e ne vedremo a settembre, Fuki, specialmente i gelisi, occhio, Ci vediamo a settembre per le elezioni improvvise.